Allora, sei venuta a casa da Pagnosin? Poi mia mamma lavorava da Piani, poi mia mamma ha avuto un incidente fuori dai Piani, è andata sotto una macchina. Era un topolino che veniva avanti senza fanali perché aveva i fanali rotti, non so che. Mia mamma ha attraversato la strada, non l'ha vista, la macchina, e l'ha presa in pieno. È caduta proprio davanti, sai, viale a Piani, la curva fra il viale Montegrappa e ha battuto la testa sul marciapiede là, ha avuto la commozione cerebrale, è stata 8 giorni e 8 notti io a assistere mia mamma in ospedale. Tirava dietro l'acqua, mi tirava dietro il cuscino, me ne faceva di tutti i colori. Arrabbiata era con me, non so perché, le suore dicevano perché non era a posto con la testa. E la fabbrica esattamente dov'era la Piani? Quello dove è adesso, che adesso hanno fatto tutti i palazzoni là. Viale Montegrappa è quello grande, tu vai verso Porta Santi 40 e là c'è a Piani, Porta Santi 40 è là. Sì. Qua appena che esci dei cancelli una volta, cancelli un po' più avanti, non c'è via a Piani, là, Graziano a Piani si chiama. E che porta dove? Che porta in via del tribunale là. Ah, ho capito. Ecco. No, quello era l'ingresso, diciamo, della fabbrica. Era là, dove che adesso c'è la banca, ci sono le banche. Adesso... Ma quanto tempo sei stata da Piani? Sono stata 10 anni meno un mese. Che proprio per quel mese là non mi hanno dato, poi che è venuta la legge che davano la maternità a tutte le donne che avevano avuto i figli, che avevano lavorato là, io per un mese non me li hanno dati. Invece la mamma di Moreno li ha presi. Ma è un premio questa maternità? O cos'è? No, era una maternità che ti aspettava di diritto, era un contributo di maternità che avrebbero dato, che davano a tutti, che per legge hanno dato a tutti. Però ha fatto 10 anni? Sì, ma però bisognava avere di più di 10 anni anche, ma io ho fatto per un mese non ho fatto 10 anni. Veniva 10 anni a settembre e mi sono sposata in agosto. È stata non importa, non ho pazienza, è andata così. Ma in regola comunque? In regola, sono entrata in regola perché mi hanno messo al posto di mia mamma, quando mia mamma era malata. Sempre tramite il parroco? No. Da Piani? No, da Pagnosin era, perché io da Piani sono entrata sul posto di mia mamma che era data... Da Pagnosin è stato tramite il parroco allora? Pagnosin era stato il parroco, e però a Piani deve essere stato il parroco mia mamma. Poi io invece sono subentrata al posto di mia mamma perché mia mamma stava male, adesso non so qua, no, se io prendevo 18.000 lire al mese, mia mamma ne prendeva meno di me. Perché? Perché io ero cernista poi, mia mamma era sulle presse, era manovale diciamo praticamente, invece io ero cernista sulle mattonelle, facevamo il mosaico, allora se avevo una qualifica un po' in più, allora prendevo un po' di soldi in più. Hai capito? Perché andava così, adesso non so dirti bene. E com'era lì il lavoro? Duro, tanto duro, era durissimo perché poi finché facevamo il mosaico, ma poi c'erano le mattonelle, quelle 10x20 rettangolari, e quelle dovevamo portare delle stive da 25 kg, pesavano 25 kg l'una. Allora sul banco dove le avevamo dovevamo portarle vicino a dove c'erano gli uomini che poi le prendevano, le legavano, e poi anche noi facevamo, dove c'era bisogno si andava, anche noi ragazze, se c'era da fare la cernista facevi la cernista, se c'era da fare il mosaico facevi, ma il mosaico sono stato un bel periodo sempre sul mosaico. E dopo mettevano le più giovani sul mosaico, io che ormai... Ma il mosaico cosa consiste? Il mosaico erano tutti i quadretti di mosaico, bisognava sceglierli uno per uno. Grandi? Piccoli quadrettini, piccoli. Ma quello ad esempio che c'è sotto il sottopassaggio, che si vede ancora sul sottopassaggio per andare... Sarà, sì, lucidi, mattonelle lucide. Piccolissime. Allora ci facevano tutti dei quadretti. Si mettevano in una tavoletta. Quadretti di quanto? Quanto sarà così? 30 metro? centimetri, 30, mezzo 50 per 50. 50 per 50. 50 per 50. E li mettevamo tutti in riga, attenti che non ce ne fosse neanche uno discheggiato, che fossero belli. E dopo si portava su un tavolo una ragazza che li incollava un foglio, allora rimanevano tutti questi fogli 50 per 50 incollati e cazzati. Dopo è venuto col tempo, è venuto qualcuno che ci ha insegnato a fare dei disegni, allora si faceva magari un rombo, e allora si faceva i disegni sul mosaico, hai capito? Allora si metteva di un colore, magari sotto tutto blu, e la casetta rossa per esempio, hai capito? Oppure un rombo, un quadrato. Chi vi ha insegnato? Ecco, era venuto una specie, no,
A noi personalmente non ce l'ha insegnato, ci davano il disegno da copiare, hai capito? Però dicevano che c'era un ingegnere che li faceva in ufficio, insomma, questi disegni. E li abbiamo fatti per un bel po' di tempo anche quello, e dopo invece sono andata in Cernita, allora non ero più sul mosaico. E nei mosaici era difficile, alla fine era meno faticoso? No, non era niente faticoso, si stava bene là, però avevamo una capa tremenda. L'Italia si chiamava, che era sotto, la zoppa la chiamavamo, ma ci urlava, corri, forza di corsetta, urlava dalla mattina alla sera. Pensa che quella là, Camillo, beh, questo non te lo dico. Quella là mi ha visto Corrado che è venuto a prendermi dagli anni fuori del cancello. Un giorno, ai primi tempi che Corrado ci siamo conosciuti, veniva a prendermi dai piani qualche volta. Con la moto? No, in bicicletta, non l'aveva ancora la moto. E l'ha visto lei, alla mattina dietro non voleva più che andassi a lavorare perché era una puttana. Perché ha visto Corrado che mi veniva a prendere. Era una bestia, proprio. Ma dov'era questa tipa? Ed era a Munigo abitava. Era marito e moglie, tutti e due lavoravano là, non avevano figli, lei era rasoppa, era cattiva. Era cattiva proprio. Ma il cognome cos'era? Lui si chiamava Fadel, ma lei non lo so. Lui si chiamava Fadel, lo so, perché lui e loro avevano 2 nipoti che lavoravano insieme a me col mosaico, che non l'avrò più vista. Ma lei il cognome della Italia non me lo ricordo, forse lo sapevo ma non me lo ricordo più. Insomma, a Sota. Ecco, c'è Sota. Così. Ma scusa, ma quante eravate nel reparto di mosaico? C'erano state una quindicina di ragazze. Tutte ragazze? Sì, tutte ragazze. Gli uomini venivano piccarelli, tutte ragazze sì, si andava là. Però non tutte duravano, perché non tutte avevano le dita svelte. Hai capito? Perché c'era chi aveva le mani un po' più dure, un po' più. Bisognava avere le mani morbide, veloci, da far veloci a girare i quadretti e metterli, perché sennò non conveniva arrivare alla fine. E quanti ne facevate di questi? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Tanti, bisognava far veloci, guai. Vi controllava, insomma? Se ci controllava. Poi quando eravamo in Cernita, che facevamo le mattonelle, che segliavamo le mattonelle, allora là a un certo periodo hanno chiamato un ingegnere con un banco che ci controllava quanto ci mettevamo all'ora, quante stive facevamo, quanti minuti ci mettevamo ad andare in bagno, e insomma non potevamo neanche più andare in bagno perché secondo sto ingegnere si rendeva poco. Hai capito? E dopo c'era il capo che scriveva, che controllava ogni sera bisognava dar giù quante stive si aveva fatto, avevamo un foglietto, ognuno a fare il segnetto e darglielo. E poi alla fine c'è stato un periodo che sono venuti i sindacati, che tra le quali io lì ho visto Benvenuti anche venire a fare i commessi, che dopo è andato, Benvenuti era dei sindacati, di comunisti, di socialisti, non so, e anche Berlinguer. Sì. Berlinguer è venuto da Piani, ci ha fatto il comizio e ci ha fatto far sciopero. E noi abbiamo fatto fare. Era giovane? Era giovane, era i primi che dopo sono arrivati dopo i sindacati. E allora non c'erano ancora i sindacati, venivano a predicare, chiamare, a fare fuori della fabbrica. E io mi ricordo di aver anche fatto delle domande, che poi dopo uno della nostra fabbrica che aveva aderito insomma a fare il sindacalista mi aveva chiesto a me se volevo fare la sindacalista, ma io conoscevo già Corrado a quei tempi e quando gliel'ho detto mi ha detto sei matta. Corrado era da polizia, quindi. Come quando che volevo, no, non era ancora, era come quando che volevo andare in Svizzera a lavorare in Svizzera, non mi hanno lasciata perché cercavano ragazzi per andare in Svizzera sulle fabbriche di orologi e io volevo andare, no, perché se prendevo più tanti soldi di anni. E non mi hanno lasciato. Chi non ti ha lasciato? Né Corrado né mia mamma, né uno né l'altro, certo. Le ragazze non avevano nessuna libertà, insomma. No, niente, un disastro. Tante volte potrebbe essere stata anche diversa la mia vita se fossi andata anche a lavorare. E poi volevo andare a fare anche la paracadutista, iscrivermi, perché erano tutte cose che venivano fuori a quei tempi. Allora che venivano da Piani fuori dai cancelli, venite, iscrivetevi, e a me erano due cose che piacevano fare, ma non mi hanno mai lasciato per niente. Dovevo fare Venivano tutti davanti a questa fabbrica. Insomma. Venivano quando c'era qualcosa da fare, non c'era televisione e radio, c'era la radio, ma non c'era. Venivano ragazzi, uomini, gente, e chiedevano, ci fermavano fuori dai cancelli quando si tornava a casa o si usciva da lavoro la sera alle 5. Questo valeva per il sindacato, valeva per tutto. Qualsiasi cosa venivano là. Poi i sindacati ci hanno convinto di fare uno sciopero e abbiamo fatto sciopero. E allora abbiamo fatto sciopero tutti, anch'io, sono stata anche contenta di stare a casa da lavorare.
E poi quando siamo tornati dopo 3 giorni è venuto fuori il direttore di Appiani che ha detto che se non Soccal si chiamava, non mi ricordo più, no, Rocco era il direttore. E dopo c'era un altro suo collaboratore e allora lui ha detto che se erano 3 giorni che se non andavamo tutti dentro a lavorare avrebbero chiuso la fabbrica, ci hanno minacciati così. Il primo a entrare era stato Dosso, adesso mi viene in mente che l'ho visto che è il cimitero a Canissano, sono venuta a casa da Torino, l'ho visto in cimitero a Canissano e ho detto mi ho fatto un canto quando tocca vederti, perché l'ho odiato quell'uomo là, l'ho odiato perché Camillo, prima ci hanno fatto fare sciopero e dopo il primo a entrare, prendere la borsetta e andare dentro è stato lui, che era quello che ci aveva fatto fare lo sciopero, lui e in altri 2 o 3 dietro come lui. Poi, dopo un poco di tempo, lui è venuto a lavorare col motorino, che allora tutti dicevano che gli avevano dati la direzione perché ha fatto entrare tutti noi. Però a noi che ci davano un limone d'estate, il pomeriggio che ci davano un limone per bere l'acqua, non ce l'hanno tolto anche quello. A tutti, hai capito? Questo è stato il vantaggio dello sciopero. Questo è stato il vantaggio dello sciopero. Ha aumentato un po' lo stipendio, no? Niente, mai, no. 3 giorni di sciopero vi hanno tolto il limone, insomma. Castigati siamo stati. E io ce l'ho avuta a morte con lui perché ho detto se lui che era il sindacalista avrebbe dovuto se non altro difendersi in qualche modo, niente, finita così. Là è andata finita così, dopo non so più. Ma era che sindacato era? Non so dirti, Camillo, per me erano comunisti. Perché avevi visto Berlinguer o era prima o dopo? Ho capito dopo che erano comunisti. Ma sei sicura che era Berlinguer? Da cosa pensi che era? Non mi ricordo il nome benissimo, mi ricordavo la faccia. Io mi ricordo ancora che ero in piedi su uno sgabello di là della strada, sul marciapiede. E noi che dovevamo ribellarsi, che dovevamo denunciare, che dovevamo lavorare meno, che specie noi ragazzi che lavoravamo troppo, che qua e che là. Sì, no, dicevano, infatti io ero una delle prime in capofila. Per quello, solo che dopo sai, è andata così, insomma. Ma poi... Per niente ero corrado anche quando parlavano delle femministe, che io gli dicevo, ma guarda che questo qua hanno ragione, Corrado mi spegneva sempre la televisione. Come arrivava a casa lui mi spegneva la televisione, non mi stava più a guardare. Padre padrone, insomma. Mamma mia, niente ciò, niente. Ascolta una roba, ma non posso credere che poi non sia migliorata un po' la situazione dopo. È migliorata dopo, quando io dopo mi sono sposata. Allora è migliorata perché allora le hanno aumentato lo stipendio e allora dopo io trovavo. Nel 61 ti sei sposata? Del 61 mi sono sposata, sì. E quindi hai cominciato nel 51 praticamente? Non mi ricordo bene, io dovrei avere ancora i cartelli qui in giro da qualche parte. Un cartello di cosa? Di quando gli anni che ho lavorato con Bri, di quando mi sono licenziata. Ma allora lì, prima Mosaico. Dopo Cerniste. Dopo quanto tempo è venuto sto sciopero? Da quando hai cominciato? Nel frattempo che ero là, non so, il 58, 59, non so. Era già avanti? Sì. E non so dirti bene gli anni. Ma insomma, prima non c'era sindacato, finché non è arrivato o c'era comunque il sindacato prima? No, non credo, non ho mai sentito parlare di sindacati, mai. Ho cominciato a parlare di sindacati quando venivano a fare i commessi fuori dai cancelli. Hai capito? Fra cui anche questo Berlinguer. Sì, Berlinguer e anche Benvenuti, dopo più avanti. Non te lo ricordi Benvenuti? No, quello di Bugile. Non te lo ricordi? No, riporta. Perché magari io quello là era però io non lo sapevo, quello l'ho visto, quando io l'ho riconosciuto in televisione di averlo visto fuori da piano, hai capito? Però era il ragazzino lui allora, si vede che andava dietro Berlinguer, io non so, adesso non so dirti bene com'era, non so, ho paura di dire anche cavolate, ma insomma l'ho riconosciuto dalla faccia, e anche Berlinguer però l'ho visto in televisione, ho detto guarda quello là, hai capito? E io lo dicevo guarda quello là. Sono venuti quelli, mi hai detto l'ingegnere che controllava i ritmi del lavoro. E lui ci controllava e scriveva tutto. E quindi però è stato un periodo di tempo, c'era stato 3-4 mesi quest'uomo là, dopo è andato via e dopo però abbiamo continuato a lavorare normalmente, ma non te l'hanno mai più dato il limone, per dire, insomma. Para Camillo, che non ci piacevano neanche, io non ero abituata a non far merenda a metà mattina, ma c'era l'Anna Mirolo che era la mia compagna di banco, perché io ero qua che facevo la cernista, avevamo banchi grandi, eravamo una di qua e una di là.
A un certo punto hai sulla testa perché non si poteva neanche parlare mai durante il lavoro, ti davano la carnata se ti vedevano parlare. Hai sulla testa non c'è più. Vado di là, era distesa per terra che era svenuta perché lei era tanto alta e magra e non far merenda era svenuta. Allora a lei le hanno dato il permesso allora di mangiare un frutto, un panino, hai capito? Ma era proprio dura la situazione, era proprio, non è più come adesso per me sono un po' troppo dall'altra parte. Ma comunque dura. 4 ore al dura. mattino, 4 ore al pomeriggio. E 4 ore al pomeriggio, un'ora per mangiare, si andava a mangiare. Avevate una mensa? Sì, c'era mezzogiorno e mezzo andavamo e all'1 e mezza si riprendeva 2. No, d'estate si stava 2 ore di riposo e all'inverno un'ora. Ma era lì, Sì, lì in fabbrica? sì, era lì, no, se lo portava via, Sì. C'era una cucinona grande, si metteva i pentolini là, li trovavi caldi, tiepidi, bisognava portare via roba che non... Però io poi alla fine andavo a casa, venivo a casa a mangiare perché non riuscivo a mangiare, buttavo sempre, c'era un buco dove si buttava gli avanzi e buttavo sempre tutto là perché non riuscivo a mangiare. E allora mia mamma mi ha fatto andare a casa, allora venivo col sottopassaggio là e venivo a casa e mangiavo di corsa e via di corsa e tornavo indietro. Una lotta in bicicletta? Che mi ricordo che alla fine, gli ultimi giorni, magari un giorno sono arrivata proprio trafellata, il capo mi ha detto che si chiamava Nino Pin di cognome e mi diceva perché ormai te che avevo perso perché sapeva che mi dovevo sposare, se no io una volta mi dovevo arrivare un minuto di ritardo, me l'ho tolto mezz'ora. Ti toglievano mezz'ora secca, Carlo. Un minuto di ritardo ti perdeva mezz'ora. E c'era il cartellino, cosa avevate? Avevamo i cartellini. Da timbrare? Un orologio? O no? No, non timbravamo mica, era il capo che controllava come arrivavi, lui era là, col coso in mano, col registro in mano, se arrivavi in ritardo, Maria Pavan, un minuto di ritardo, mezz'ora di meno sulla busta, sul stipendio. Poi ci facevano fare gli straordinari, ma quelle poi le ho sempre pagate, le hanno sempre pagate. Io mi sono fatto anche 12, quando mi dovevo sposare mi sono fatta anche 12 ore di fabbrica, pur di comprarmi un po' di corredo in più. Sei riuscita a comprarti cosa allora? Sì, mi ricordo sempre che mia mamma mi aveva dato poche canottiere e poche mutandine e io ne volevo di più, no. E allora mi ricordo di aver fatto 12 ore, quel mese là, con i soldi in più mi sono comprata quelle. E dopo siccome che non... Io il velo l'avevo in prestito, il velo da sposa, e anche mi aveva comprato un vestito che non mi piaceva, perché mi piaceva un altro, ma non ha voluto comprarlo, sai mia mamma com'è. E allora, almeno le scarpe bianche voleva farsi prestare anche quelle. E voleva che mi mettessi i sandaletti vecchi che avevo per casa, e allora io ho fatto ancora 12 ore per comprarmi un paio di scarpe, mi ricordo che ho speso 5.000 lire, e un paio di scarpe, quelle che ho, insomma, vestite col tacchetto basso perché sennò venivo più alta di Corrado. e mi sono comprata. E dove sei andata a comprarle? Sono andata a comprarle dal Siletto a Treviso, ma non c'erano tanti negozi una volta, c'erano quelli e basta. Così insomma cammino dietro così tutto qua. Ma la prima paga te la ricordi? La prima paga che non faccio confusione con i 14 di Pagnusin. Ma adesso che mi insisti mi pare che erano 16 da piano. 16, mi pare di avere, adesso che mi viene in mente, mi pare che di aver pensato che erano 2.000 lire in più di Pagnusin. E alla fine mi sono sposata che prendevo 22.000 lire al mese quando mi sono sposata. 22.000 lire mi hanno date poi anche, oltre lo stipendio, più 22.000 lire di bonusita. Di liquidazione praticamente. Che poi dopo quella storia là ho saputo delle ragazze che sono stati multati a piani per queste liquidazioni imbroglioni, e che a loro li hanno dato molto di più dopo. Hanno avuto stipendi più alti, liquidazione, maternità, tutte quelle cose là, insomma dopo sono arrivate dopo. E non potevi fare ricorso contro questa piccola liquidazione? Sai che Corrado non volevo mai saperne. Io avrei potuto avrei potuto anche pagarmi un altro po' di più di pensione anche quando eravamo a Torino, ma lui non ha voluto. Quella è un'altra storia grave, mi incontrare un'altra volta. No, finita qua quella. Ma quello voglio dire, poi ti è servito per la pensione tutti questi lavori? O No, non mi è servito, io sono andata diverse volte con i cosi che ho. No, però io quando mi sono sposata ho avuto per 6 mesi la disoccupazione e mi davano 60-70 mila lire al mese.
6, 7, no 60, 70. 6, 7 sì, perché mi ricordo che ecco. Perché una volta con 7.000 lire che mi avevano dato sono andata a comprare la stoffa per fare un paio di pantaloni per Corrado. E dopo so che li ho tagliati e li ho fatti io. Altri ricordi della fabbrica a Piani cosa hai? Insomma, sti padroni si vedevano ogni tanto, chi erano? C'era il signor Appiani che veniva con tutta la schiera di uomini a passeggiare, che sembrava una bambola bella, tutta tirata. Come si chiamava? Donnella. Ah, Donella. Donnella Appiani, che lei andava sempre che in dotto gli portavano, i franceschini gli portavano il latte, 50 litri di latte, per fare il bagno ogni mattina, ogni giorno lei faceva il bagno sul latte. Queste erano storie che dicevano dentro in fabbrica. E aveva sempre dei vestitini celestini, pallido, bianchi, a disegnetti, era elegantissima. Quando mi ricordo un giorno venuta aveva uno vestito a ruota che sembrava una bambola. E passava per la Guardava, controllava, guardava, ci diceva qualche parola, come va, magari così, via, gentilmente, ma dopo andava via. Veniva una volta al mese, anche meno alle volte. Era seguita da chi? Era Da tutti, c'era Rocco, c'era Soccai o Toccai, un nome così che aveva l'altro, che non mi viene in mente, dopo un po' di impiegati di quelli che c'erano nell'ufficio, adesso non me lo ricordo. C'era come primario sì, come primario con tutta la schiera dei dottori Drio. Faceva un giro per la fabbrica. E invece Rocco piombava là tutte le ore. Il capo. E guai se trovava qualcuno che chiacchierava. Rocco di nome e di cognome cos'è? Rocco di cognome era. Sì. E di nome? Non me lo ricordo. Il capo Rocco. Lui abitava sulla villetta che c'era dentro da Piani con la moglie e 2 figli, mi pare che aveva. Quando sono venuta via da Piani, chiuso, perché dopo sono andata anche a Torino, ho finito tutto, Camillo, hai capito? Che vita che te ha fatto, porca cane. Una cea piccola così. Ma guarda Camillo, guarda che la vita ce la dura anche adesso, sai, con 9 nipotini. Voglio dire che se non avessi fatto la vita dura quando ero giovane, come farei a farla? Sono temprata, questo voglio dire.